Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. È in corso una vasta operazione da parte della Polizia di Stato contro la pirateria audiovisiva disposta dalla Procura distrettuale di Catania. In particolare i centri operativi sicurezza cibernetica da parte della Polizia Postale stanno eseguendo perquisizioni e sequestri nei confronti degli appartenenti a un'associazione per delinquere di carattere transnazionale. L'operazione ha fatto luce sul 70% di streaming illegale nazionale, pari a oltre 900.000 utenti, con profitti mensili per milioni di euro. I carabinieri di Siracusa e delle compagnie di Augusta stanno eseguendo un provvedimento emesso dal Tribunale di Catania nei confronti di 5 persone accusate di illecita concorrenza con minaccia violenta aggravata dal metodo mafioso, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e porto di arma da fuoco. I dettagli arriveranno nel corso della mattinata. Individuavano le loro vittime nei parcheggi di supermercati e ospedali del Catanese, rovistavano nelle loro auto e se le avessero trovate avrebbero fatto subito un duplicato delle chiavi di casa. Poi pedinavano i loro obiettivi per conoscerne le abitudini utilizzando dei sistemi GPS installati nelle loro vetture. Quando erano certi che non ci fosse nessuno in casa, entravano nelle abitazioni e le svaligiavano. Concludiamo con la festa di San Martino che si festeggia durante la giornata di oggi. Nello specifico a Catania vino e castagne prenderanno il sopravvento, per non parlare della salsiccia arrostita accompagnata da verdure saltate in padella. C'è anche la possibilità di assaggiare lo street food locale, ma molti cittadini etnei continuano a preferire l'antica usanza dei pranzi e delle cene insieme ai propri cari. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.